Nel 2020 e nel 2021 ha partecipato attivamente alle iniziative proposte dalle istituzioni a causa della pandemia di Covid-19 con più di 1000 volontari sparsi su tutto il territorio della provincia. Una diretta non stop seguita da 1 milione di telespettatori per le emittenti del gruppo Media Nord-Est che hanno seguito il lungo sfilamento delle penne nere a partire dalle 9 del mattino, realizzando così con oltre 10 ore di diretta il 71% di share di tutte le emittenti locali del Veneto. 100 anni con i nostri vecchi, altrettanti ci auguriamo con i nostri giovani. Su alla croce de barbaria, se tu sei spossente, tu vola via, ma qua le radici ci sono tutte, qua la storia c'è tutta. Lo spirito di sacrificio e abnegazione dei nostri alpini, valori che da sempre veicolano attraverso il loro operato quotidiano nella comunità. Li abbiamo visti impegnati nei centri vaccinali, tirarsi sulle maniche e rimettere in piedi un ospedale in pieno Covid al servizio delle persone più fragili, quando in pieno lockdown c'era bisogno di tutto, cibo, mascherine e medicinali. Alpini sempre pronti per le missioni di pace, sempre pronti sì, ma per le missioni di pace. Direi che è una bella affermazione, direi che è un'affermazione che merita una sottolineatura, merita il riconoscimento che a distanza di 100 anni dalla propria Costituzione l'Associazione Nazionale Alpini si è guadagnata sul campo. Il gruppo Media Nord-Est da sempre a fianco delle penne nere ha voluto raccontare passo dopo passo questo ritorno alla normalità, una donata finalmente in presenza, seguita da oltre 1 milione di telespettatori grazie alle televisioni del gruppo Media Nord-Est.